La sanità pubblica in corteo. Sabato mattina a Padova alle ore 9:45 nel piazzale della stazione ferroviaria partirà il corteo per dire basta ai tagli e ai depotenziamenti della sanità pubblica regionale. È organizzato dai 15 comitati del Coordinamento Veneto Sanità Pubblica Covesap, che provengono da tutto il territorio regionale e hanno deciso di fare fronte comune e manifestare in difesa dei diritti costituzionali alla salute e a sostegno dell'uguaglianza nell'accesso alle cure mediche. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Oggi è giovedì 7 aprile 2022. La prima notizia del giorno riguarda appunto la manifestazione regionale in difesa della sanità pubblica che si terrà sabato mattina a Padova, organizzata dal Covesap. L'obiettivo, dicono gli organizzatori, è che le nostre richieste abbiano una risonanza maggiore e di conseguenza possano portare a cambiamenti che consideriamo imprescindibili per il funzionamento della sanità pubblica in Veneto. Da alcuni anni questo settore si trova in grande difficoltà, ma la pandemia ha contribuito in modo determinante a farne emergere gli aspetti più critici, ovvero quelli che mettono quotidianamente a repentaglio la salute dei cittadini. Numerosi i punti alla base del documento, della piattaforma, della manifestazione: l'indebolimento sostanziale degli ospedali periferici, l'aumento esponenziale dei tempi d'attesa per i pazienti che necessitano di interventi e di prestazioni sanitarie, il depotenziamento poi dei servizi territoriali per le categorie più fragili, come ad esempio gli adolescenti, gli anziani e i disabili, messe a dura prova a livello psicologico dalle conseguenze determinate dall'emergenza sanitaria. Ed è del resto di questi giorni la notizia che, secondo una proiezione elaborata dal FIMG, la sigla dei medici di medicina generale, ebbene nel 2025, dunque tra 3 anni, 1,2 milioni di veneti non avranno più il medico di base, ovvero circa un abitante su 4 del Veneto non avrà più il medico di base, una vera e propria emergenza naturalmente. Quindi appuntamento sabato mattina a Padova per la manifestazione regionale in difesa della sanità pubblica. Ma noi voltiamo pagina e parliamo della politica regionale. La notizia sul Gazzettino di oggi: dopo i vaccini il fascismo, sale la tensione, Lega Fratelli d'Italia. Sbagliato lasciare l'aula. A cosa si riferisce questo titolo? Un episodio avvenuto nell'ultima seduta del Consiglio regionale del Veneto martedì scorso, quando l'Assemblea legislativa regionale ha votato una mozione di condanna del fascismo e delle organizzazioni fasciste, ma Fratelli d'Italia ha appunto lasciato l'aula e non ha votato questo provvedimento. Il leghista Marzio Favero, consigliere regionale appunto, ha criticato la scelta degli esponenti del partito di Giorgia Meloni di non votare la risoluzione. La replica di Raffaele Speranzon, capogruppo di Fratelli d'Italia, suona così: e allora il comunismo? Ribatte ancora Favero, che parla di fiamma della nostalgia, stop. La notizia anche sulle pagine del Corriere del Veneto, dove si legge: risoluzione antifascista, Fratelli d'Italia esce dall'aula, la Lega dice avete sbagliato, ma Speranzon, appunto capogruppo del partito di Giorgia Meloni, l'argomento non era di competenza regionale. Si difende così e la definisce una pagliacciata. La risoluzione parla di scioglimento che è delle organizzazioni fasciste naturalmente, che secondo Speranzon è competenza del governo, che, ricorda l'esponente di Fratelli d'Italia, è guidato da Lega e Partito Democratico in questo momento, in riferimento naturalmente al governo Draghi. Insomma, bisticci e litigi all'interno della maggioranza in Consiglio regionale in regione, la maggioranza di Luca Zaia, con Fratelli d'Italia che si smarca dal voto, che per il resto invece è stato unanime, di questa mozione, di questa risoluzione,
che auspica di arrivare alla messa al bando e allo scioglimento delle organizzazioni neofasciste. Ecco, ma se le forze politiche che governano la regione litigano e bisticciano a proposito di fascismo o in questo caso antifascismo, ebbene in questi giorni il Veneto, cittadini veneti, gli abitanti del Veneto stanno dando sicuramente prova di una forte solidarietà, mettendo in campo una grande, impressionante veramente accoglienza rispetto ai profughi in fuga dalla guerra in Ucraina. Parliamo di 11.459 profughi attualmente ospitati in Veneto, nella nostra regione, tra questi 234 minori soli. E va detto che certo la rete dell'accoglienza, diciamo, istituzionale si sta organizzando, sta ancora crescendo, ma senza i 12.406 posti letto messi a disposizione da circa 5.000 privati sicuramente non si potrebbe parlare, ecco, di quello che stiamo vedendo in questi giorni. Quindi veramente una risposta, una partecipazione, una solidarietà di popolo, non solo in Veneto naturalmente, ma in tutta Italia. I veneti hanno donato quasi 700.000 euro per l'accoglienza appunto in regione, e ad oggi fortunatamente la maggior parte dei profughi in arrivo dall'Ucraina è ospitata da amici o parenti. Parliamo di oltre la metà, circa 6.000. Altri invece sono ospitati da associazioni, organizzazioni di volontariato, insomma, del territorio, e solo una minima parte sono nelle strutture, nei centri di prima accoglienza. Naturalmente chi governa la regione cerca di metterci il cappello, in qualche modo sottolinea come il Veneto sia modello di accoglienza, ma appunto, come si vede dai numeri, ad essere cittadini modello e soprattutto modello di solidarietà sono appunto le persone, le tantissime persone che stanno ospitando oppure si stanno impegnando direttamente su questo fronte. Un po' meno accogliente, ma in questo caso nei confronti di un russo, la Università di Ca' Foscari di Venezia, che ha deciso di sospendere il russo Vladimir Medinsky, già ministro della cultura russo appunto dal 2012 al 2020, ora consigliere di Putin al tavolo dei negoziati, è il capo delegazione infatti nelle trattative con Kiev. Ebbene, ha perso per ora la docenza onoraria a Ca' Foscari. Gli era stata insignita l'honorary fellowship di Ca' Foscari nel 2014, già allora c'erano state polemiche tra i docenti. Ebbene, adesso il titolo è stato sospeso fino alla cessazione del conflitto in Ucraina. Si tratta di una delle tante iniziative messe in campo, diciamo, dalle università italiane nei confronti delle autorità russe per esercitare una pressione naturalmente rispetto al conflitto in corso in Ucraina. Proseguiamo con alcune notizie flash. Olimpiadi Milano Cortina 2026, la fondazione chiude in rosso di 21,2 milioni di euro il proprio bilancio. Parliamo della Fondazione Milano Cortina 2026, che è soggetto organizzatore e promotore delle Olimpiadi invernali che si terranno tra 4 anni, quindi bilancio in rosso di 21 milioni per Cortina 2026. La notizia sul Corriere del Veneto di oggi. Un'altra flash sul Mattino di Padova, ma anche sul Gazzettino, il BO, quindi l'Università di Padova, fra i top 100 a livello nazionale, tra le prime 250 a livello mondiale. 8 i settori di eccellenza. Su scala nazionale l'Università di Padova è considerata la migliore in 3 ambiti: anatomia e fisiologia, scienze della terra e del mare, statistica e ricerca operativa. Ma ancora Ca' Foscari di Venezia è nella top 10 nazionale per presenze al vertice delle singole specialità. Tornando a Padova,
che rientra appunto anche lei nella top 10 nazionale ed è la prima tra le venete. A livello globale però perde posti e scende al 242esimo posto a livello globale nella classifica mondiale del QS World University Rankings by Subject, confermandosi comunque tra i migliori 250 atenei al mondo in tutte le macro aree. E restando a Padova, il Padova, la squadra di calcio, ha vinto la Coppa Italia Serie C battendo il Südtirol 1-0. E per oggi è davvero tutto. Questo era Sveglia Veneto, io sono Jack Calcetto, a tutte e tutti voi una buona giornata.